avevo delle visioni. E ogni volta che finivano, qualcosa mi rimaneva impressa nella mente. Cosa vedevi? Vedevo una suora. È lei la donna che ho visto nei miei sogni, ne sono più che sicuro. Hai sognato una cosa che stava per succedere prima che accadesse. Si chiamano sogni premonitori. Perché io? Aspetta! Non farmi del male! Non ho intenzione di farti del male! L'hai sognata anche tu, vero? Ora vieni con me. C'è qualcosa lì. Lei voleva che la trovassimo. Per questo abbiamo fatto lo stesso sogno. Sapete chi sono? Come no? E perché non è che... Non è che erano due gemelle? Infatti. Sono due gemelle? Sì. Sì, ha detto di sì. L'ho sentito, Come si stronzo? Erano le figlie del conte? Come si chiamava? Ha detto sì anche. Ma io ho capito 6 mesi. Sono due gemelle qui? Il conte aveva due figlie gemelle? Il conte. Il conte. Come si chiamava il conte? Candida e Lucilla. Candida e Lucilla. Ha detto sì anche. Candida e? Ha detto Candida, ho sentito. Candida è tua figlia! Sì, ha risposto la donna però. Sì. E anche Lucilla? Hanno bisogno di potenza, hanno bisogno di qualcosa. Diamo energia, loro prendono energia comunque dai cristalli. Sì! Volete che vi accendiamo delle candele? Cosa vuoi? Siamo in pace, non vogliamo fare nulla di male. Bravo, ha portato anche il pendolo. Ma dove la facciamo sta cosa? Qua. In sala, ha detto, questa è la sala. Qui, volete che facciamo questa cosa qui? Oltre a noi 5 c'è qualcun altro qui? Qualche entità? Più presente insieme a noi oltre noi 5? Oltre a noi 5 in questa stanza c'è anche qualche altra entità?
Sì. Mi può indicare dove si trova questa entità adesso? In quale direzione è? Dietro la mia spalla destra. Questa entità si trova vicino a Chiara? Rispondi con un sì, grazie. Me lo puoi indicare di nuovo dove si trova? Ha subito risposto. Sì, era una... Prova a chiedere se è un uomo. È un uomo? Nel conte? No, più quasi un... È l'entità di un uomo nel conte? Sì. Chiedegli se vuole chiedermi o dirmi qualcosa. Vuoi parlare con Chiara? Forse. Questo non forse. Vuoi parlare con Francesca? Sì. Vuoi parlare con Dario? No. Vuoi parlare con me? Vuoi parlare con Sabrina? Se è qui insieme a sua moglie, se c'è anche una donna qua con lui. C'è una donna insieme con te? Tu sei tutto rumore. Venire fuori. Sì. Chiedegli se ha i capelli rossi. Questa donna ha i capelli rossi? No. No, È bionda? È un biondo castano? è bionda, è bionda. No. No, neanche. Castano? È castana? Sì. Oh, castano. Però è un castano quasi dorato. In vita. In vita avevi i capelli castani dorati? Abbiamo visto bene, sì. Prova a chiedere se vogliono toccare uno strumento. Volete far brillare lo strumento che è in mano Chiara? Volete farlo brillare? Sì. Sì. Digli che si possono Dai. avvicinare. Potete avvicinarvi, potete toccarlo se volete. Sì. Si è acceso. Grazie. Guarda ancora. Eccolo. Grazie. Stai prendendo, vero? Questa è una super prova. Perché non ha mai suonato. Ecco. Puoi accendere questo strumento là per terra? Ma basta che si avvicina. Avvicinati. Non ti fa niente, puoi prendere energia dal strumento. Vicino al quadro. Lo puoi fare. Cosa ha detto? Sto dicendo di sì. Sto dicendo di sì, ora... Mi fa vedere dove non si trova il conte adesso. Secondo me non vuole andare sotto la sua foto, non so perché. Però spostarlo dall'altra parte. Secondo me perché la sua foto è rovinata. Se gli fa piacere. Ti puoi avvicinare? Sì. Mi fai vedere adesso dove si trova appunto in questo momento? In quale direzione è? Perché non vai nella strumentazione dove Sabina l'ha appoggiata nel muro?
Sì, per terra. Devo spostarsi un'altra volta. Vai verso lo strumento, là. Non vedi? C'è una lucine verde e per terra è nell'angolo. Avvicinati, non ti fai mica niente, sai. Non è pericoloso. Qual è? Quello lì. Dai, ha suonato. Sì, la temperatura. Ha detto di no della pallina, vero? No, una buona Va bene. Grazie lo se stesso. c'è una temperatura vuol dire che c'è qualcosa. Per fare suonare di nuovo lo strumento, gentilmente? Secondo me le voci da uomo non avete sentite. 1, 2, 3. Tutti e 5 l'abbiamo sentito, qualcuno che parlava vicino. Grazie. Fai accendere le lucine anche. Tocca l'antenna. Vai, non ti fa niente, sai. Ha suonato questo? Wow! Grazie! Grazie, molto gentile, sai? 4,29. Puoi fare accendere anche le lucine? 4,32. Beh, non è normale, già secondo se lei. E poi L'antena è quell'asta grigia. Comunque grazie lo stesso, Sei tu Conte, signor Conte, che fai suonare la strumentazione? Io ho sentito un sì. Sì, tipo così. Sì. C'è qualcuno qui con noi, può muovere le candele? La fiamma delle candele? Per favore. Non che farla spegnere. Guarda. Si è acceso il T2. È andato in arancione. Non ho visto. Ma? Avete sentito? Sì, di là. È caduto qualcosa. Se c'è anche un uomo qui, può muovere l'ultima candela, per piacere? Quale? Quella di destra? Vicino al K2, giusto? Lentamente. Guarda. Si è mossa. Sì. Grazie. 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 Riuscite a palesarvi in qualche modo? Facendo facendo aumentare la fiamma di una candela, per esempio, facendola alzare di più. L'ha fatto, guarda. Quella era quella di destra? Sì, vicino al K2. Potete rifarlo, grazie?
Potete fare qualcosa di più forte? O un rumore forte? O muovere le candele? Lo sto facendo. Ecco. Di più, per favore, riuscite? Come se ci fosse il vento. Sopra si è assustato qualcosa. Dove? Sopra. Sopra? Sì. Siete stati voi? Guarda. Fatele muovere di più se riuscite, come se ci fosse il vento. Vediamo l'incenso. Si spegne da solo. No, non succede niente. Ma questa era Non vedo dove tornare in macchina. Alina, vieni qua. Buonasera.